scuote tutto, il mondo intero che ci stupisce in ogni istante. Il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. il tuo infinito amore. Alleluia. Hai preso il posto. Hai preso il posto mio, portando i pesi miei. Grazie Gesù. Hai dato la tua Hai vita dato per la me. tua vita, perché io fossi libero. Oh Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Dentro è l'agnello di Dio, amen. Alleluia. Che spazza via la confusione che ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, chi guida il mondo con la giustizia e il tuo splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portando i pesi miei. Hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Alleluia. Diciamolo insieme. Degno. Degno è l'agnello di Dio. Alleluia. Degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio. Degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio. Degno è colui che ha vinto la morte. Degno è l'agnello di Dio. Il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, Alleluia. portando i pesi miei. Hai dato la tua vita per Hai me. dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Quanti sono stati liberati dal peso del peccato? Alleluia. Entriamo nei suoi cortili con ringraziamento e con lode. Alleluia. Questo è un tempo che non recupereremo più. E quindi lodiamo il Signore con tutto il nostro cuore. Amen. Alleluia. Grazie Spirito Santo per quello che tu farai questa mattina nel nostro mezzo. Grazie Padre. Celebram, Gesù celebram. Celebram, Gesù celebram. Celebram, Gesù celebram. Alleluia. Celebram, Gesù celebram. È risorto, è risorto.
celebriamo, celebriamo Gesù, celebriamo, celebriamo Gesù, celebriamo. È risorto, è risorto, egli vive per l'eternità. È risorto, venite celebriamo, perché è risorto è il Signore. Celebriamo Gesù, celebriamo, Alleluia. Adoriamo. celebriamo Gesù, celebriamo, celebriamo Gesù, celebriamo, celebriamo Gesù, celebriamo. È risorto, è risorto, egli vive per l'eternità. È risorto, venite celebriamo, 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 perché è risorto è il Signore. È risorto, egli vive per l'eternità. È risorto, venite celebriamo, celebriamo, venite celebriamo, perché è risorto è il Signore. Alleluia. Che canto abbiamo adesso? Alleluia. Oh, alleluia. Ti amo, Dio, Amen. Alleluia. la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio al calare della sera, io canterò della tua bontà. La mia vita sei fedele, Alleluia. Quanti lo possono dire? la mia vita Alleluia. sei così. Nel respiro più profondo io canterò della tua
Grazie Spirito Santo. Vassaio tu sei, la mia vita è tra le tue mani, plasmami e rimuovi tu ogni imperfezione da me. Tu non mi getti mai via, riprendi tutto da capo, mi rimodelli, tu perdoni i miei sbagli, fai di me ciò che vuoi, portami dove vuoi, usa il mio dolore, offro il mio cuore, tutta la mia vita è tua. Come te loro sarò, passerò in mezzo al fuoco, ma so che resti con me, nella fornace io e te, il fuoco non mi consuma, mi rende sempre più puro, io sarò come te, a tua immagine, fai di me
Abbiamo bisogno di sentirci amati. Siete d'accordo o no? Abbiamo bisogno di sentirci amati. Non siamo un numero. Nel mondo e per il mondo sei un numero. Tu sei un codice fiscale. Senza il codice fiscale non puoi acquistare niente. Per Dio invece hai un nome. Amen. Ti chiama ancora per nome. Quando Lui è comparso alla resurrezione, non ha detto a Maria dammi il codice fiscale. L'ha chiamato per nome, Maria, Maria. E lei ha ascoltato la voce perché lo conosceva, Rabbuni, maestro. Alleluia, abbiamo un nome per Dio e ci conosce. Questa mattina voglio parlarti di qualcosa che lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore e facevo fatica a stare fermo. Gesù è in cerca ancora di pecore nere. Ecco, c'è in modo particolare una sorella della nostra chiesa, oramai da anni la conosco, non faccio nome perché non lo posso fare, ma lei dice io sono la tua pecora nera. È vero che sono la pecora nera, mi dice sempre sono la pecora nera. Io sono contento di lei, tanto sono fiero, perché è sincera. E sapete Dio cosa ama di noi? La sincerità. La sincerità. La scorsa settimana, la predicazione che ho fatto, vi ricordate che ho detto che nella scrittura ci sono molte simbologie. Ecco, questa mattina voglio parlarvi ancora di un'altra simbologia, che però noi troviamo nella scrittura, di quelle realtà, di quelle cose meravigliose, che più indaghiamo la parola di Dio e più lo Spirito Santo ci rivela e ci rivela a noi, nella nostra vita. Rivolgiamoci alla parola di Dio in Genesi dal capitolo 30, dal 25 al 43. Siete contenti di stare qui? Credo che mancava una parte però. Siete contenti di stare qui? Mancava una parte? Il pastore conosce le pecore. Ci siete? Posso leggere dal computer se me lo mettete? Wow! Dopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Labano: lasciami partire perché io vada a casa mia nel mio paese. Dammi le tue mogli per le quali ti ho servito e i miei figli e lasciami andare poiché tu conosci il servizio che ti ho prestato. Labano gli disse: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, rimani, giacché credo di indovinare che il Signore mi ha benedetto per amor tuo. Poi disse: fissami il tuo salario e te lo darò. Giacobbe gli rispose: tu sai in che modo ti ho servito e quello che è diventato il tuo bestiame nelle mie mani. Infatti quello che avevi prima della mia venuta era poco, ma ora si è molto accresciuto, il Signore ti ha benedetto dovunque io ho messo il piede. Ora quando lavorerò anch'io per la mia casa? Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini? No, scusatemi. Allora leggerò dalla mia Bibbia, così andiamo. Da che versetto eravamo rimasti? Al 31, grazie. 31. Allora Labano disse: che cosa ti devo dare? Giacobbe rispose: non mi devi dare niente. Se farai ciò che sto per dirti, rimarrò a pascolare le tue gregge a prenderne cura. Passerò quest'oggi in mezzo a tutte le greggi e metterò da parte tutti gli animali chiazzati e punteggiati e tutti gli agnelli neri fra gli agnelli e i capi chiazzati e punteggiate fra le capre. E questi animali saranno il mio salario. Così d'ora in avanti sarà la mia giustizia a rispondere davanti a te per me quando verrai a controllare il mio salario. Ogni capo che non sarà chizzato o punteggiato fra le capre
e nero fra gli agnelli sarà considerato rubato se si troverà presso di me. Labano disse: bene, sia come tu dici. E quello stesso giorno mise da parte i capri striati e punteggiati e tutte le capre chizzate e punteggiate e ogni capo in cui c'era del bianco e ogni capo nero fra le pecore, e li affidò ai suoi figli. E Labano frappose la distanza di 3 giornate di cammino fra sé e Giacobbe pascolava il rimanente del gregge di Labano. Or Giacobbe prese delle verghe verdi di pioppo, di mandorlo e di platano, vi fece delle scorciature bianche, mettendo allo scoperto il bianco delle verghe. Poi collegò le verghe che aveva scorciate in vista delle pecore nei troncoli, cioè negli abbeveratoi, dove le gregge venivano a bere e gli animali entravano in calore quando venivano a bere. Così gli animali entravano in calore davanti alle verghe e vi figliavano agnelli striati, sghizzati e punteggiati. Poi Giacobbe metteva da parte questi agnelli e faceva volgere gli occhi delle greggi verso gli animali striati di tutti quelli di colore nero nel greggio di Labano. Egli si formò così nelle greggi a parte, che non mise con le greggi di Labano. Ora avveniva che tutte le volte che gli animali vigorosi del gregge entravano in calore, Giacobbe metteva le verghe nei triangoli in vista delle pecore, perché le pecore entrassero in calore vicino alle verghe. Quando gli animali del gregge erano deboli, non le metteva, così gli agnelli deboli erano di Labano e vigorosi di Giacobbe. In questo modo egli diventò grandemente ricco ed ebbe gran numero di greggi, servi, cammelli e asini. È un passo, quanti avete letto questo passo? Quanti l'avete passato questo passo? Il Signore vi ha mai parlato riguardo a questo argomento? Avete mai fatto una considerazione a livello spirituale di questo argomento per la nostra vita oggi? Allora abbiamo detto che Dio è in cerca di pecore. Gesù è in cerca di pecore nere. Sei stata tu una pecora nera? Imbiancata dal sangue di Gesù. La prima considerazione, in modo che vi do anche la testimonianza, una testimonianza di ieri, dice: Labano gli disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi rimani, perché ho toccato con mano che l'Eterno mi ha benedetto per causa tua. Ieri, quando eravamo lì con il nostro gazebo, prima è venuta una persona che praticamente aveva bisogno di un fabbro, perché aveva legato sulla moto il casco con la catena, aveva perso la chiave, quindi non poteva partire perché aveva incatenato tutto e ci ha chiesto un fabbro. Così abbiamo chiamato, è arrivato Gildo con il flessibile, gli ha tagliato la catena, e quindi questi qua, la signora ha detto: ma voi siete degli angeli? Gli ha detto a Adriano. No, siamo qui per la grazia di Dio perché vogliamo testimoniare del Signore, così ecco. Poi a un certo punto, mentre stavamo lì, è arrivata una persona e ha detto: ho perso il portafoglio. Ha detto: ho perso il portafoglio, per caso sapete, ci sono i vigili, come posso... Ho detto: guardi, io sono il pastore della chiesa evangelica, ho detto: conosco il capo dei vigili, conosco i vigili, chiamo io, vediamo un attimino se riusciamo a rintracciare. Ho chiamato, ma non c'erano i vigili, erano mezza giornata e erano andati via. Nino però gli aveva detto: guardi, io questa mattina ho visto che qualcuno ha dato qualcosa a un vigile, non so se era un portafoglio, quello che era. Allora io gli ho detto: guardi, facciamo così, anzi lui ha detto: facciamo così, pastore, io le lascio il mio numero, e poi casomai io la chiamo, se per caso lei ha contatto con lei mi fa sapere. Io ho detto: guarda, molto probabilmente, siccome che a volte loro lavorano anche la domenica perché ci sono le gare ciclistiche o così, io domani comunque passo, chiamo e vedo. Così ho detto: va bene. Allora ho detto: senta, prima di andare via, una piccola preghiera, Dio la benedica tanto. Ho detto: Signore mi benedica, no, non si preoccupi, ho detto, vedrà che il Signore il portafoglio lo farà ritrovare. Cosa abbiamo letto qui? Perché ho toccato con mano che l'Eterno mi ha benedetto per causa tua. Dopo un'ora mi arriva una telefonata. Io non avevo memorizzato il numero, a volte non rispondo ai numeri perché sono tutta pubblicità, però ho detto devo rispondere. Risponde, era lui e mi dice: pastore, Dio ci ha già benedetti,
Perché ha detto, il portafoglio io l'avevo messo in tasca, ma non me ne sono accorto che la tasca era rotta dietro, se ne è scesi, è andato giù e mi è andato... Solo che durante il viaggio sentivo sto peso vicino a me. Ho detto, ma che è? È andato a vedere, ha detto, è il portafoglio. Ha detto, Dio già benedetto. Ma io questo, siccome che lui è un catanese che vive a Tiene, però è di Catania, infatti poi dopo parlate con i siciliani che sono lì. E allora mi ha detto, pastore, adesso che vado a Catania, questa cosa qua la devo dire a tutti, ai miei fratelli e cose, che un pastore ha pagato per me, e ho trovato il portafoglio. Eravamo lì per dare libri. Ma Dio ci ha mandato a rompere la catena di uno e speriamo che siano catene spirituali. Allora stiamo parlando di due personaggi. Labano. Chi era Labano? Suocero di Giacobbe, come dicono i toscani. Giacobbe. Suocero di Giacobbe. Lui, Giacobbe, era furbo, astuto, ma non è che suo suocero era meno, Anzi, suo suocero ci vuoi mia figlia, devi lavorare 7 anni. Io vorrei, quanti di voi lavorereste per tuo suocero per prenderti come moglie la tua fidanzata, futura moglie? Devi lavorare 7 anni. Quindi lui ha lavorato e ne ha lavorato 14, perché dopo ha scoperto che quello che gli aveva dato non era neanche quello che lui amava. 7 anni. Nel separarsi gli fa una proposta. E questa proposta che gli dice io voglio andare via, io voglio comunque adesso lavorare per me, abbiamo letto. Allora dice, guarda, tu so che Dio mi ha benedetto attraverso di te. Dice, lascia ancora che stai ancora con me. Lui dice, allora ti faccio una proposta. Io, dice, prenderò, dice, gli agnelli macchiati, quelli striati, quelli mezzi neri, mezzi... C'è la foto? Puoi mettere la foto di tutti e due, dice? Questo è il gregge di Labano, bianchi, belli, guardate, beige, marrone, comunque tutti uguali. Tutti uguali. Mentre invece quello di Giacobbe sono questi. Sono quelli. In ebraico pensate che il nome Labano, sapete cosa significa? Bianco, candido, bianco. Pensava lui di esserlo candido, bianco. Labano rappresenta il sistema religioso. Mi state seguendo? Sì. Il sistema religioso vuole tutti uguali. Il sistema religioso tutti in giacca e cravatta. Sistema religioso tutti uguali, precisi. E devi essere bianco come lo è il pastore della chiesa. Sono sicuro che mi lapideranno. Bianco, l'esteriore. C'è qualcuno che cura più l'esteriore. E c'è qualcuno che vuole vedere più l'esteriore. Ora l'esteriore ha la sua importanza. Questa mattina, fratelli che hanno fatto lo studio dei battesimi con me, ho parlato anche dell'esteriore. Certamente non possiamo, perché il Signore ci ha tirato fuori da un mondo che sta andando alla deriva. Questa mattina io non sono in giacca e cravatta, ma sono qui e predico con una semplice maglietta. Ma non credo di essere male. Non sudo, quindi non vedete le macchie sotto. In Matteo 23, versetto 5 dice: tutto ciò che fanno è fatto soltanto per mettersi in mostra. Cercano di assumere un aspetto da santi, portando attaccati alle braccia piccolo contenitore di preghiera con i versetti delle scritture ed allungano le frange dei loro mantelli. Tutte le pecore uguali, tutti bianchi. Giacobbe, che è il soppiantatore,
che è l'imbroglione e che lui sa di esserlo. Questa è la cosa bella di Giacobbe. E questa è la cosa bella di un vero figlio di Dio, che sa che è salvato per grazia e che anche lui era macchiato. E altro che se non lo era macchiato. Giacobbe si sceglie quelle macchiate, striate, nere, proprio quelle per cui Gesù è venuto e ha dato la sua vita. Io sono venuto per i malati. Sono venuto per i peccatori, sono venuto per quelli che hanno le macchie, sono venuto per quelli striati, sono venuto per quelli che nessuno vuole, che erano scartati completamente, perché la pecora che aveva delle macchie non era considerata, era gettata via, non serviva a niente. E questo era per il mondo che non servivamo a niente, non serve a niente, per il diavolo. Marco 2,16 dice: gli scribi che erano fra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani e con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: come mai mangia con i pubblicani e con i peccatori? Gesù, udito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Lui è ancora in cerca di pecore macchiate. Che Dio grande che abbiamo. Quale grande amore il Signore ha per noi. Mentre chi pensa che comunque anche devi camminare in un certo, devi essere santo, devi dimostrare la santità, noi siamo sulla via della salvezza. E se diciamo che non cadiamo e che non sbagliamo, stiamo dicendo una grande falsità. Perché fino all'ultimo istante della nostra vita noi continueremo a cadere. Però dobbiamo ricordarci che abbiamo qualcuno che ci è venuto a cercare e ci ha preso così come eravamo. E ancora oggi lui continua a benedire le nostre vite. Giacobbe sa di essere una pecora nera e mancante, sa di essere macchiato, lui non si riferisce, non si ritiene bianco, né tantomeno candido. Lui sa cos'è la grazia. E questo è il sentimento di chi è stato chiamato da parte di Dio a pascolare il suo gregge. Questo è un sentimento che ognuno di noi deve avere nel proprio cuore. Dobbiamo ricordarci da dove il Signore ci ha tirato fuori e dove noi ora siamo. C'è un cantico che dice: fuori da quel fango e mi tirò, sopra la roccia e i miei piedi fermò. Giacobbe sa, Giacobbe quella volta, ci dice la scrittura, rimase solo con Dio. E questa è la vera conversione. Quando rimaniamo soli con Dio, quando non stiamo nella chiesa insieme con gli altri, quando non mettiamo una maschera davanti a noi per sembrare quello che non siamo, ma quando siamo soli davanti a Dio. E quando togliamo questa maschera e noi tutti, contemplando a viso scoperto la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, dice l'Apostolo Paolo. Quindi dobbiamo togliere questa maschera e andare da Lui. Giacobbe rimase solo con Dio e un angelo lottò con lui e gli disse: qual è il tuo nome? E Giacobbe dovette dirgli qual era il suo nome. Sono un imbrogliò. Quindi Giacobbe si sceglie quelle pecore nere, perché questa esperienza nella sua vita Giacobbe la farà. Vi era una credenza comune che gli agnelli che nascevano macchiati non servivano a nulla. Era una superstizione comune, venivano regalati perché erano inutili. Sapete che ci sono dei posti dove dei bambini che nascono con la malformazione li buttano. Addirittura col labbro leporino. Nasce, loro prendono questa cosa come una maledizione, che sono maledetti e li buttano. C'era Madre Teresa che le andava a raccogliere questi bambini e se li portava nel suo lebbrosario. Andava a raccogliere le pecore chiazzate, gli agnelli chiazzati, e se li portava con sé. Ho visto una mamma che è andata a prendere dei bambini, che mi ha toccato moltissimo, 3 bambini che sono con la malattia, la sindrome di Down, che i genitori non hanno voluto. E questa donna, l'amore che gli dà a questi bambini, che poi sono di un amore incredibile.
hanno sempre un sorriso, una gioia che trasmettono. E questa qui continuava a baciucchiare sua mamma. E io credo che noi non dovremmo mai smettere di baciare il Signore, di stringerlo a noi per l'amore che Lui ha avuto, perché ci ha scelti, ci ha chiamati. La parola di Dio dice: quando eravamo morti nei falli e nei peccati, Cristo è morto per noi, per darci vita e vita d'esuberanza. Giacobbe è una figura di Cristo, colui che si è scelto le pecore. Non siete stati voi che avete scelto me, io ho scelto voi. Io ho scelto voi. Le pecore di Labano erano senza forze, quelle di Giacobbe erano vigorose. Vi dice niente questo? Isaia cosa dice? Ci dice che quelli che sono scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Macchiati sì, ma rinnovati, ma con la forza del Signore. Dio dà una strategia a Giacobbe, pazzesco, una strategia pazzesca. Abbiamo letto, lui cosa fa? Una cosa assurda, fuori da tutti gli schemi umani, l'intelligenza. Lui non era uno scienziato, non era neanche un chimico, ma usa una strategia. Abbiamo letto qui che prende delle verdi, le intreccia, gli parte la parte bianca dentro, la mette verso la corsia, verso dove scendono per andare a beverarsi, li mette là. E gli agnelli, vedendo questo, loro guardavano quello e andavano verso il beveratore. Wow! Il cammino verso il Golgo da Gesù si definisce un legno verde. Quando Gesù ha portato la croce, Gesù si definisce un legno verde. E abbiamo letto qui un legno verde, striato, verde, prendevano questi rami verdi. E Gesù dice qui, perché se hanno fatto questo al legno verde, che cosa faranno che cosa sarà fatto al secco? Ora gli altri due malfattori che erano con lui, per essere messi a morte insieme a lui. Gesù si definisce questo legno verde. E cosa fa? Le pecore che guardavano questo legno verde erano diretti verso l'abbeveratoio, e verso l'abbeveratoio quando loro entravano figliavano, cioè andavano in gravidanza. Quando noi guardiamo la croce di Cristo, quando noi guardiamo a Cristo, ci porta verso l'abbeveratoio che è lo Spirito Santo. E quando lo Spirito Santo è dentro di noi iniziamo ad avere cose nuove nella nostra vita. Inizia a crescere la fede dentro di noi. Ora capite la simbologia? Non è meraviglioso? Le pecore striate che nessuno li voleva, è quello che Cristo ha fatto in noi, ci ha preso, ci ha portati, e noi guardiamo quella croce di Cristo, ma non soltanto l'abbiamo guardato, ma ogni giorno la guardiamo. In ogni situazione, in ogni circostanza, quando noi guardiamo quella croce di Cristo, noi andiamo verso l'abbeveratoio, andiamo verso lo Spirito Santo. E quando scendiamo in quell'abbeveratoio, abbiamo letto qui qualcosa di meraviglioso. Dove era il versetto? Poi Giacobbe metteva da parte questi agnelli e faceva volgere gli occhi del gregge, versetto 40, verso gli animali striati e tutti quelli che colorano nel gregge di Labano, che si formò così le gregge a parte e non mise con lui le gregge di Labano. Una separazione. E avvenne che tutte le volte che gli animali vigorosi del gregge entravano in calore, Giacobbe metteva le verghe nei triangoli in vista delle pecore, perché le pecore entrassero in calore vicino all'altro, l'uno con l'altro.
Mi avete sempre sentito dire che le pecore fanno le pecore. Non è il pastore che fa le pecore, è la pecora che fa le pecore. Ora voglio farti una domanda. Chi ti ha portato qui? Chi ti ha parlato del Signore? È stata una pecora che ti ha parlato del Signore? E quindi quando noi entriamo e lo Spirito Santo parla in noi, non possiamo fare a meno di parlare dell'opera che Cristo ha fatto nella nostra vita ad altre pecore che non conoscono il Signore. Quindi facevano e figliavano. E così la Chiesa cresce. Così la Chiesa cresce quando noi guardiamo a Cristo, quando noi scendiamo direttamente in quell'abbeveratoio. Questa mattina io voglio semplicemente ricordarti questo, perché è importante per la tua e per la mia vita. Questa mattina dobbiamo ricordarci da dove il Signore ci ha tirati fuori. Chi eravamo? Non lo conoscevamo. Io pur essendo nata nella fede, non l'avevo ancora sperimentato, fino a quando non mi sono incontrato con Lui. E l'ho sperimentato nella mia vita. Allora ecco che mi trovo a predicare questa mattina, se no questa mattina avrei potuto raccontarvi qualcosa di Dio, ma non avrei potuto mai raccontarvi della mia testimonianza, di ciò che Dio ha fatto in me. E le altre persone, quello che vogliono sentire da te, non è che tu appartieni ad una chiesa evangelica, ma di ciò che Dio ha fatto in te. Stavo uscendo di casa in settimana, sono andato a fare la spesa, vado a piedi perché il supermercato è vicino a me. E ho visto due di loro che camminavano e arrivavano, me ne sono subito accorto perché si vedono da lontano, perché sono quelle pecore bianche, tutte uguali. Di chi sto parlando? E allora posso dirle una cosa? Ho detto, va bene, dimmi. Allora ha iniziato a parlarmi. Non sanno ancora a Nove che io sono un pastore, invece Schiavon lo sapevano, ma Rostica lo sapevano. Invece a Nove non sanno ancora che io sono un pastore della Chiesa evangelica. Vabbè, comunque sono un figlio di Dio, nato di nuovo, per la grazia di Dio. Comunque inizia a parlarmi, inizia a farmi. Io ho detto, senti, posso farti una sola domanda? Dice sì, sei un cristiano? Sì. Mi hanno detto che sei un cristiano. Ah, ho detto, mi fa piacere. E non ho detto sei un testimone di Geova. Ho detto, mi puoi raccontare delle esperienze che hai fatto con Cristo? Mi puoi raccontare come hai conosciuto Cristo? E se Cristo abita in te come Paolo, non sono più io che... Ha iniziato a capire che io conoscevo la scrittura, dice come fa questo a dirmi Paolo dice queste cose? Quindi ha iniziato, allora guardava l'altro, perché di solito il testimone diceva cammino uno che è più un po' più preparato e l'altro invece lo accompagna che deve aiutarlo, no? Comunque l'ho visto. Allora io ho detto, siccome che io sono un credente e sono evangelico pentecostale, non l'avessi mai detto. Ho detto, possiamo pregare insieme? Sfuggiti. Ora, non ha importanza che tu fai parte della Chiesa evangelica, o meglio, ha la sua importanza perché il Signore ti ha messo qui, ma quello che è importante è che tu hai ricevuto Cristo nella tua vita e che tu hai potuto vedere questo rame verde che è bianco all'interno, che è il cuore di Cristo, e che tu l'hai visto perché si è presentato a te. Tu l'hai sperimentato nella tua vita, perché tu non puoi dire mi ha parlato del Signore il tale e tale, io sono qui per Lui. Io sono qui perché mi sono incontrato con Cristo risorto. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È questa la differenza. E allora ecco che arriviamo a Beato, allora ecco che la Chiesa cresce, perché noi raccontiamo agli altri, allora ecco che il gregge cresceva sempre di più. Questa raffigura la Chiesa del Signore, Dio ci ha scelti, ci ha messo nella Chiesa, ci ha messi macchiati, uno differente dall'altro, uno è scuro, uno è bianco, uno è nero, uno è marrone, uno è giallo, uno è... Perché a volte noi diciamo quello è di colore, quelli di colore siamo noi, non quello che è scuro che è di colore, perché noi quando nasciamo siamo bianchi. Poi ci facciamo male e diventiamo viola, andiamo al mare e diventiamo marroni, quando moriamo ritorniamo gialli, bianchi, quindi siamo noi di colore, non è il nero di colore, noi siamo quelli di colore.
ma per la grazia di Dio davanti al trono di Dio ci saranno di ogni lingua, di ogni tribù, di ogni razza, macchiate, striate, ma rimbiancati dal sangue di Gesù. Gloria a Dio! E questa mattina io non so quale sia il tuo sentimento. Che cosa senti? Magari ti senti ancora che stai vivendo una situazione difficile, ti senti ancora macchiato, ti senti ancora... Io voglio dirti che ancora oggi, questa mattina, il sangue di Gesù è potente da purificarci da ogni macchia di peccato. Da ogni macchia di peccato. E Lui, te lo voglio dire ancora questa mattina, Lui è venuto per te! Gloria a Dio! Lui è venuto per te, Lui non è venuto per i santi. Lui è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Lui è venuto per riscattare i fallimenti, il fallito. Quanti di voi possono dichiarare la mia vita senza il Signore è un fallimento? Con il Signore io sono più ricco. C'era un cantico che cantava papà, eccomi coi cantici. Il ricco tiene, però gli manca tutto. Il ricco tiene, però gli manca tutto. Cerca il Signore, cerca il Signore, cerca il Signore che è l'unico tesoro. Se tu amico vuoi diventare ricco, se tu amico vuoi diventare ricco, cerca il Signore, cerca il Signore, cerca il Signore che è l'unico tesoro. Questo era papà. Non predicava da pulpiti. Ma quando incontrava qualcuno, quando portava un amico a casa, lui subito doveva parlargli del Signore. E io, papà, smettila, per favore. E lui, tu conosci Gesù? Avevamo un fratello a Vicenza, e quando andavamo a fare l'evangelizzazione, di chi sto parlando, vero? Il cognato di Aldo. Noi andavamo a fare l'evangelizzazione. Lui, magari nei giardini, lui si sedeva sulla panchina vicino a qualcuno che era là. Era un tipo, un personaggio unico. Si sedeva, metteva la mano in fianco a lui così, faceva: tu conosci Gesù? Che personaggio! Te lo ricordi? A Dario Tommasini. Che la moglie era tutto un pezzo. Il genero di Aldo, scusa, cosa ho detto io? Ah, il genero, sì, il genero di Aldo. Aveva sposato la figlia. Architetto, tra l'altro. Comunque lui si sedeva, era una cosa strana. Si metteva a fianco e diceva: tu conosci Gesù? E prendeva spunto e gli parlava del Signore. Era una cosa incredibile. E gli parlava del Signore. E lui era contento quando andava a casa perché quello che era venuto a fare lo faceva. C'era poco da fare. Cioè Paolo dice: l'amore di Dio mi costringe. Mi costringe. Io non posso fare almeno. Perché se io riconosco da dove il Signore mi ha tirato fuori, che io, anche se tu non eri un peccatore, perché grazie a Dio in mezzo a noi c'è anche persone che hanno vissuto una vita tranquilla, non è che era peccatore, però ha riconosciuto che senza il Signore sarebbe andato all'inferno. E allora che cosa fa? Non può rimanere indifferente. Al tuo collega di lavoro non puoi non parlargli del Signore, al tuo amico non puoi parlargli del Signore, alle persone che più, magari alla tua famiglia, quelli che sono, non puoi fare almeno di parlargli del Signore. Perché Gesù ha detto: chi si vergognerà di me, un giorno io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio che è nei cieli. E penso che sia la cosa più brutta possibile. C'è qualcuno che in casa ha messo, perché è stato salvato, lui era stato praticamente era caduto, era andato a pescare di notte, e durante la notte lui alla barca si era baltata e lui praticamente la barca è andata a fondo e lui è rimasto tutta la notte e anche tutto il giorno dopo, finché non è passata una barca e gli ha lanciato un salvagente e lui si è aggrappato a questo salvagente e dopo gli ha chiesto a quelli: per favore, me lo potete regalare questo salvagente? Gliel'hanno regalato e lui dentro al salotto c'è il salvagente che lo ha salvato. E ogni volta lo guarda e quando lo vai a trovare lui dice: vedi quello mi ha salvato. Noi dovremmo dire: vedi Gesù, mi ha salvato. Mi ha salvato.
E se il diavolo ti toglie dalla mente che tu sei salvata per grazia e che te lo devi meritare la salvezza, perché questo sta succedendo nella Chiesa del Signore. È per grazia che noi siamo stati salvati. E non è in virtù d'opera, dice l'Apostolo Paolo, affinché nessuno si glori. È per grazia. La salvezza è per grazia, non è per i meriti. Noi non potremo mai meritarci la salvezza. Nessuno può in alcun modo redimere il prezzo del riscatto del suo fratello, perché è troppo caro, dice il salmista. Quindi hai voglia di messe da fare, hai voglia di preghiere da fare. Non lo muovi da lì, non lo sganci da lì. Quello che lui ha sperimentato in questa vita, quello accadrà. Allora questa mattina io voglio concludere, voglio dirti proprio questo. Voglio dirti che dobbiamo ricordarci che ci sono quelli che camminano in un certo modo, la santità, devono essere belli agli occhi degli altri, devono apparire, devono farsi vedere, devono avere una certa religiosità. Il Signore non ci chiama a questo. Vedete, quando Pietro è salito alla preghiera dell'ora nona, ha detto a quel paralitico, vi ricordate cosa disse? Pietro aveva rinnegato il Signore. Pietro aveva spergiurato di non conoscerlo. Però lui dice a quel paralitico, guarda noi. Guarda noi. Cosa voleva significare quel guarda noi? Tutta la vita di Pietro. Io sono stato con Gesù. Io l'ho visto sul monte della trasfigurazione. Gli altri non l'hanno visto, ma io l'ho visto. Trasfigurato. Io ho camminato sulle acque con Gesù. Io ho visto cose che gli altri non hanno visto. Però Pietro, a quel paralitico che era lì, che era quella pecora spiata, macchiata, perché non poteva entrare nel Tempio, perché non poteva fare quelli che gli altri facevano. Era condannato. Doveva cercare solo l'elemosina. Ma Pietro dice, guarda noi. Io non meritavo niente. Ma Gesù, quando è risorto, non mi ha detto una parola, non mi ha detto, Pietro, ti ricordi che ti avevo detto? Ti ricordi quello che ti avevo parlato? Ti ricordi di queste cose? Ti avevo detto, Pietro, che il gallo non canterà. No. Mi ami tu? Ma dite, ma non è pazzesco? Non è pazzesco? Mi ami tu? E qualsiasi condizione tu oggi stai passando, stai vivendo, Gesù ti dice questa mattina, metti il tuo nome, mi ami tu? Io so che tu sei striato, so che c'è una macchia, io so queste cose qua. Però voglio dirti questa mattina che il mio sangue, questa mattina, è ancora potente da imbiancare la tua vita, da liberarti. E io sono morto per te. E io sono pronto a restituirti, a darti tutto quello di cui hai bisogno. Questa mattina io sapevo e so per certo, conosco la voce dello Spirito Santo, che qualcuno in mezzo a noi non sta dormendo perché sta passando un momento molto difficile. Forse si è vergognato di venire qui davanti. Sapete cosa succede alla fine quando faccio queste cose qua? Alla fine viene qualcuno da me e dice, pastore, sono io quello. Io vorrei, e ho sempre pregato per questo, che nella Chiesa del Signore non ci fossero giudizi e pregiudizi, ma che siamo tutti uguali. E che nessuno si possa vergognare di venire avanti e dire, fratelli, ho bisogno che pregate per me. Perché questa è una cosa meravigliosa che Dio ci ha dato. La Chiesa, i fratelli, pregate per me, mi trovo in questa situazione, lo vuoi dire o non lo vuoi dire, non importa, ma ho bisogno che pregate per me. E il Signore dice che è molto può la supplicazione del giusto, fatte con rendimento di grazia. Pregate gli uni per gli altri, onde siate guariti. Molto può la supplicazione del giusto. E allora io so che questa mattina c'è qualcosa, un peso, non so se è causato da un peccato, non so di cosa sia causato e non mi importa neanche saperlo. Però so una cosa, che questa mattina il Signore ti dice, io ti ho scelto e ti ho scelto e mi ricordo di come tu eri, striato,
E mi ricordo anche che nessuno ti voleva. Ma io voglio dirti che ti amo. Io voglio dirti che ancora oggi sono pronto a toccare la tua vita e a benedire la tua vita. Per favore, vogliamo alzarci in piedi. Adesso voglio lasciare allo Spirito Santo questo momento particolare. In questo momento mi sei accanto, ti voglio sentire dentro al mio cuore. Con la tua mano puoi tu toccare il mio cuore per aprirlo, Signore. Tocca il mio cuore, tocca il mio cuore, ho tanto bisogno della tua mano, Signore. Oh sì, tocca il mio cuore, tocca il mio cuore, ho tanto bisogno della tua mano, Signore. Oh sì, tocca il mio cuore, tocca il mio cuore, ho tanto bisogno della tua mano, Signore. Alleluia. C'è qualcuno che ha bisogno del tocco della mano di Dio? Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. Vieni, Spirito Santo, Proprio quando sono qui con te, Signore, tocca i cuori. tu vinci per me le Posso- mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la
Alleluia. Non vergognarti. contro di me, se tu Gesù sarai con me, mi vincerò comunque. E se Gesù tu sei Alleluia. con me, chi sarà Alleluia. contro Gloria a Gesù. Non sei una pecora nera per il Signore. Non sei una pecora nera per Gesù. Alleluia. 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 Gloria a Gesù. Oh Signore, non c'è peccato per il sangue di Gesù. Non sei una pecora nera. Non sei una pecora nera. Non sei una pecora nera. Il sangue di Gesù. Ecco le risposte alla preghiera, Signore. Ecco le risposte alla preghiera. Benedicilo, Signore. Riempilo di te. Fai di lui, Signore, un vaso nuovo dove gli altri possano bere. Per il sangue di Gesù, Signore. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni macchia di peccato. Non c'è peccato, Signore, che tu non possa perdonare. Grazie per il messaggio questa mattina. Pecore striate, pecore nere, Signore, tu ci hai scelti. Tu non hai guardato il nostro esteriore, Signore, ma tu guardi il cuore questa mattina. Grazie perché hai guardato il suo cuore questa mattina, Signore. Benedicilo, Signore, noi ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, per la tua fedeltà, Signore. Tu sei fedele, Signore, perché Ofelia ha pregato per anni, Signore. Le sorelle e i fratelli, Signore, hanno pregato. Ecco davanti a te questa mattina la testimonianza, Signore. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e tutta la tua casa. E noi questa mattina possiamo dirlo, Signore, grazie per questo passo di fede. Rimbianca il suo cuore, Signore, la sua vita. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Alleluia. Quando la tempesta incomberà, Benvenuto a casa. io mi eleverò con te sul mare. Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te, oh Dio. Nascondimi sotto gli ali tue, coprimi
Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché tu sei prezioso Oh, ai miei alleluia a occhi. te, Gesù. Sei stimato, e io ti amo. Alleluia. Grazie, Signore. Possiamo fare un applauso al Signore. Alleluia. 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 Egli è fedele. La sua fedeltà è grande. Grazie Signore. Grazie Signore per come ci hai benedetto questa mattina. Grazie, Signore. Grazie per la tua presenza. Grazie, Spirito Santo. Grazie Signore perché ognuno di noi ha risposto. Grazie Signore per come tu hai cambiato la vita. È vero, Signore. È vero, Signore. Non possiamo. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Non c'è Dio grande come te. No, non c'è, no, non c'è. Non c'è Dio grande come te. No, non c'è, no, non c'è. Non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu. Non c'è chi può fare le cose come quelle che fai tu. Non per potenza né pur per spada, ma per il tuo Santo Spirito. Non per potenza né pur per spada, ma per il tuo Santo Spirito. E pure i monti si muoveranno, e pure i monti si muoveranno, e pure i monti si muoveranno per il tuo Santo Spirito. Amen. Alleluia. Anche i monti si muoveranno. Gloria a Dio, buona domenica, Dio ci benedica. Amen, alleluia.